Sta compare Cartella tutto a balcón, se te vuole guisarte compare so scalpón. Sta compare Cartella tutto a balcón, se te vuole guisarte compare so scalpón, so scalpón.
com satisfação que nós vou iniciar os trabalhos dessa manhã referentes ao segundo encontro da imprensa italiana no Brasil, inseridos na nona festividade, constituindo-se uma prévia do evento instituído pelo Consiglio Generale Italiano all'Estero, ou seja, o primeiro encontro dos meios de comunicação italianos na América Latina, a ser realizado em novembro desse em São Paulo. Nosso evento inicia-se agora de manhã e será complementado à tarde, sendo previsto seu término para as 18 horas. Faço agora a leitura do programa. Pela manhã, solenidade oficial de abertura do encontro. Primeiro encontro da imprensa italiana no Brasil, avaliação e avanços. Unificação do italiano brasileiro, gramática e história. Mesa redonda, imprensa em geral e televisão, recepção da cultura e perspectiva. Pela parte de trás, mesa redonda, rádio difusão, comunicação alternativa, linguística e meios de atuação. Mesa redonda, integração brasileirária e perspectivas. Espaço livre para propostas. Elaboração de documentos e de documento final. Vamos compor nesse momento a mesa para a solenidade oficial da abertura do segundo encontro da imprensa italiana no Brasil. Convidamos, em primeiro lugar, o senhor Sérgio Antônio Passolini, digníssimo prefeito municipal de Serafina Torre. Convidamos também o senhor Oliveira Rossi, digníssimo embaixador da Itália no Brasil. O senhor Gianni Martini, digníssimo cônsul da Itália no Rio Grande do Sul. O senhor irmão Elton Clemente, presidente do Conselho Estadual de Cultura. O senhor Héctor Pediato, assessor à delegazione ai diritti civili agli enti locali regione del Veneto. Signora Conceição Marinelli, representante del Consiglio Generale degli Immigranti all'Estero. Senhor Nelson Zanini, digníssimo presidente da Fundação Serafinense de Cultura. Senhor Geraldo Pessin, digníssimo secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Serafina Torre. Senhora Landina Marocco Londoni, digníssima secretária municipal de Educação e Cultura de Serafina Torre. Feita a mesa, ouviremos agora os hinos do Brasil e Itália.
Agora, o pronunciamento do senhor Sérgio Antônio Massolini, digníssimo prefeito municipal de Serafina Corrêa. Senhor embaixador Oliveira Rossi, em seu nome saúde a todos que compõem a mesa, a todas as pessoas aqui presentes, senhores escritores, senhores leitores, autoridades políticas, a imprensa falada e escrita. Hoje é um dia, dentro das nossas festividades, do 34º aniversário do município, revestido de muita importância, porque nós temos aqui pessoas intelectuais, pessoas que escrevem, pessoas que conhecem, pessoas que instruem as outras pessoas, ou seja, professores que nas suas universidades, nas suas escolas, repassam esses trabalhos de tanta cultura, como nós sabemos, da qualificação de todos que estão aqui presentes. Nós completamos 34 anos de emancipação política e tivemos uma semana muito intensa, cheia de homenagens, de muita cultura, de inaugurações e esportes. Nós começamos fazendo na abertura um trabalho com os contadini, com aquelas pessoas que moram no interior, aquelas pessoas que ainda têm a pureza trazida pelos imigrantes italianos, e eles fizeram suas apresentações, seus teatros, suas brincadeiras e mostraram o que são capazes de fazer e de conservar. Trabalhamos com crianças, e nós temos muitas crianças em Serafina Corrêa, crianças que falam italiano, crianças que dançam, crianças que são assim alegres por serem oriundos de italiano. Nós fizemos trabalho com os idosos também, que não podemos esquecer deles, com todas as suas experiências, sua sapiência, e são sábios exatamente pela vivência. Nós fizemos uma programação muito intensa sobre a saúde do município, onde nós trouxemos ontem para cá a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fundação Nacional de Saúde, para incrementar e iniciar o nosso Distrito Sanitário de Serafina Corrêa. E dentro dessas festividades também, nós temos a cantoria italiana, que ontem houve a primeira fase, hoje à noite nós teremos a classificatória, teremos uma homenagem à tarde para os imigrantes italianos, e Serafina Corrêa começou seu trabalho em função de quê? Em função de que a cultura italiana é imprescindível para o crescimento de qualquer comunidade que tenha essa origem. Nós fizemos a nave do imigrante, que foi o primeiro símbolo nosso, fazendo uma homenagem para os imigrantes italianos, e tudo começou por aí. A nossa cultura cresceu, as nossas pessoas são entusiastas, e Serafina Corrêa é assim. No primeiro encontro da imprensa italiana no Brasil, que aconteceu no ano passado, nós fizemos uma moção, até pelo secretário de Turismo, Indústria e Comércio, e foi aceita no plenário, que nós seríamos a capital da dança, do folclore. E o resultado surgiu. Mais de 65 municípios mandaram pessoas para cá para aprenderem a dançar aqui em Serafina Corrêa. Foi editado um livro sobre danças, e amanhã, no encerramento da nossa semana, essas pessoas retornarão já com seus grupos para fazer um show e mostrar o que aprenderam em Serafina Corrêa. A moção deu resultado. Eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui presentes, e sei da importância desse encontro, porque cultura se faz com a participação.
Passamos a palavra agora ao senhor Gianni Martini, digníssimo cônsul da Itália no Rio Grande do Sul. Signor Ambasciatore, signor Sindaco, signor Assessore, professor Clemente, autorità qui presenti, signore, signori, cari amici. Dopo quasi 4 anni nelle funzioni di console generale, la mia missione nel Rio Grande do Sul volge ormai quasi a termine. È pertanto naturale, ripensando al tempo che ho passato in queste terre, fare bilanci. In questi anni ho percorso decine di migliaia di chilometri sulle strade di questo Stato per incontrare le comunità dei discendenti degli immigrati italiani e 2 aspetti balzano agli occhi. L'ottimo inserimento nella società brasiliana da una parte ed il mantenimento di vincoli culturali ed affettivi con l'Italia, che si estrinseca nell'interesse per la cittadinanza italiana e per lo studio della lingua e della cultura italiana. Lo Stato italiano ha ben corrisposto alle aspettative delle nostre comunità, con la legge 91 sulla cittadinanza, che è giustamente considerata la più generosamente completa tra quelle dei paesi europei e l'unica a non porre il limite di generazione ai discendenti dei nostri immigrati nati all'estero. La legge 153/71, che ha permesso l'istituzione dei corsi di lingua e cultura italiana, pur perfettibile, ma ha il pregio indiscusso di fornire la possibilità di apprendere a titolo completamente gratuito per i fruitori gli elementi necessari all'apprendimento della lingua di Dante. È proprio in questo spirito ed in questa atmosfera di profondi legami tra le comunità all'estero e le istituzioni italiane che abbiamo il piacere di stare qui insieme quest'oggi con i rappresentanti della stampa italiana ai quali rivolgo il mio saluto. Il loro compito non è solo limitato alla pubblicistica, ma bensì al mantenimento di un vincolo fortissimo, quello della cultura e della lingua italiana per chi vive ormai da generazioni lontano dalla patria d'origine. Rivolgo pertanto un augurio che i lavori di questo secondo incontro della stampa italiana abbiano molteplice e positiva influenza sulla vita della nostra comunità e possano aiutare a mantenere nel tempo futuro i legami con la cultura italiana. Passamos a palavra agora ao senhor irmão Elvo Clemente, digníssimo presidente do Conselho Estadual de Cultura, neste ato representando a senhora Mila Cauluro. Senhor Prefeito Municipal Sérgio Massolini, senhor Embaixador da Itália Oliveiro Rossi, senhor Cônsul Gianni Martino, prezados amigos componentes desta mesa, prezados amigos presentes dessa Assembleia. É com muito prazer que neste momento uso a palavra em língua portuguesa para dizer da satisfação de estar aqui representando a senhora doutora Mila Cauluro, muito digna secretária de Cultura do Rio Grande do Sul, para dizer do contentamento da Secretaria de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura ao ver florescer tão belíssima cultura em Serafina Correia. É realmente admirável que neste município, com seus 34 anos de idade, mantendo as tradições de Alemar, mantendo as tradições italianas, mas sempre pensando no Brasil, sempre com o coração voltado para a pátria. Porque, meus amigos, cultura não é passado, é passado e não somente passado. Cultura não é algo de passivo. Cultura é altamente ativa e dinâmica. E isso que nós vemos em Serafina Correia ontem, hoje, nessa semana. Aí que então os parabéns à Secretaria Estadual de Cultura, os parabéns do Conselho Estadual de Cultura por essa iniciativa
da prefeitura, de todos os organismos vivos desta comunidade e das respostas que esta comunidade vem tendo dos diversos pontos do país, de Curitiba, de Santa Catarina, de todo o Rio Grande. Isto é admirável. Cultura, como eu dizia, é esta ação dinâmica de nós recebermos dos nossos avós, dos nossos antepassados, transformar isso de acordo com as necessidades do presente e legarmos isso aos nossos descendentes, aos nossos alunos, aos nossos filhos, aos nossos netos. Isto que é admirável. E dentro disso há este espírito, como eu dizia há pouco ao senhor cônsul, esse espírito de italianidade. Esse espírito de italianidade não é um espírito fechado, não é um espírito que se circunscreve em pequenos lugares. Quem fala em italianidade fala de universalidade, fala de universo. Porque o italiano, como vemos na história, desde os tempos mais antigos, desde os séculos mais antigos, o italiano é o habitante do mundo. Não é apenas o habitante da península, é o habitante do mundo, como habitante de Serafina, habitante de Guaporé, habitante de Garibaldi, de Caxias, de qualquer ponto do Brasil nós encontramos o italiano. Em qualquer ponto do mundo nós encontramos a figura do italiano e a tradição e a cultura italiana. Por isso, meus amigos, meus parabéns e continuemos firmes nesta cultivando a cultura italiana com o acento vêneto, com o nosso falar vêneto mais despreocupado que nós recebemos desta coiné, com este dialeto dos nossos antepassados. Que esse dialeto teve um poder extraordinário nesse Rio Grande, de unificar o espírito italiano nesse Rio Grande e nesse sul do Brasil. Que os outros dialetos, os outros falares tiveram a sua vida e têm ainda em alguns pequenos grupos a sua vida de língua, de cultura, perfeitamente. Mas com esta camada suave do Vêneto, essa transparência, esta suavidade, que não quer ser o polo único, que não quer ser o único, que quer multiplicar, que quer solidarizar-se com os outros. Por isso, meus amigos, meus parabéns e muita felicidade e vamos para frente. Passamos aqui locali, Legione del Veneto, nesse ato representando o senhor Aldo Botin, digníssimo presidente da região do Vêneto. Signor ambasciatore, signor console, signor sindaco, autorità. Lì qua in Serafina Corea non posso parlare che nella lingua veneta e parlerò piano in modo che tutti possano capirmi, ma credo che sia un dovere morale da parte mia parlare nella nostra lingua comune veneta. L'importanza di questa manifestazione, di questa settimana, mi sono arrivato proprio domenica di mattina passata. La è straordinaria, come che è straordinario il calore, l'amicizia, la fraternità, la generosità con la quale tutta la popolazione di Serafina mi ha accolto. Come che è straordinaria questa iniziativa con i mezzi della stampa e dopo anche l'aspetto legato all'unificazione della lingua veneta. Mi credo che quello che stai facendo qua a Serafina Corea ha un valore, un significato che va oltre i confini del vostro comune, oltre i confini
del vostro stato del Rio Grande do Sul e che attraversa l'oceano per arrivare nella nostra Italia, nel nostro Veneto. L'importanza di questa iniziativa che mi vedo non solo sotto un punto di vista nostalgico, ma moderno, proiettato nel futuro, perché riscoprire, tutelare, valorizzare la nostra identità qua nel Brasile vuol dire riscoprire il nostro essere veneti, il nostro essere italiani, il nostro essere quindi europei, e quindi si verifica un punto di incontro straordinario fra due mondi, fra il mondo latinoamericano e il mondo europeo. Questo ha una valenza straordinaria, fondamentale, e ha una valenza sia sotto il punto di vista culturale che sociale che economico. Si diceva prima dell'importanza della stampa. La stampa ha un'importanza fondamentale e lo vediamo ogni giorno di più, sia in Brasile che in Italia. Tutti i discorsi che si fa sul controllo della nostra stampa, della nostra informazione, della televisione soprattutto, credo che tutti siano a conoscenza di quanto che si discute su questo tema in Italia in questo momento. E la stampa è importantissima però anche per rispettare quelle forme di cultura cosiddetta locale che tante volte tramite i mezzi di comunicazione si sta livellando e massificando. Mi si sta consegnando proprio prima un lavoro veramente straordinario, così prega italiani, dove che c'è buona parte della messa scritta in veneto o scritta in italiano, e questa è la dimostrazione di come anche parlando la nostra lingua si possa portare avanti anche in Cesa la nostra cultura, la nostra religiosità. Quindi stampa, veicolo fondamentale per la difesa della lingua e della cultura italiana, ma anche delle altre culture, in questo caso della lingua e della cultura italiana, della lingua e della cultura del Rio Grande do Sul. Non voglio essere massa lungo, quindi mi porto alla conclusione. Sono assessore della nostra regione da poco più di un anno e lo sforzo che ho cercato di fare è stato duplice, uno interno del Veneto e uno esterno. Interno perché mi sono subito reso conto che il Veneto, e credo anche a buona parte d'Italia, non ha coscienza di quale immenso patrimonio che si è costituito dal mondo dell'immigrazione all'estero. E quindi il lavoro mio come assessore all'immigrazione ha anche questa direzione, la direzione interna, perché la nostra gente, gli uomini della cultura, gli uomini dell'informazione, gli uomini della politica non si rende conto di quale che è questo patrimonio inestimabile, grandioso. Nessuno può immaginare la dimensione di una settimana come questa in Italia e nel Veneto. Quindi ho cercato di far conoscere questo patrimonio, arrivando alla stampa di questo vademecum dell'immigrazione, dove c'è tutta una serie di notizie di carattere legislativo, ma dove che soprattutto c'è tutti gli indirizzi dei circoli di veneti nel mondo, 350 circoli nei 5 continenti, e questo diventa il primo passo per una conoscenza maggiore. Sto
questo volume ci sta mandando, questo libretto ci sta mandando in tutte le biblioteche, in tutti i municipi, lo dobbiamo presentare un pochettino dappertutto in modo che la nostra gente si renda conto, ripeto, di qual è il patrimonio che c'è, patrimonio culturale, ma come diceva prima anche economico e sociale, perché un imprenditore veneto che va a venire nel Rio Grande do Sul o che va in Argentina o che va in Sudafrica, è da sapere che là puoi contare sull'aiuto e sulla preziosa informazione di tanti nostri fratelli immigranti. Quindi ecco la prima direzione del mio lavoro. In questo senso che abbiamo già fatto anche la nuova proposta di legge che per la prima volta riconosce il ruolo dei discendenti, perché finora le leggi venete si fermava solo a qui che c'era restare cittadini italiani. Invece al manco sotto il punto di vista culturale bisogna prevedere una presenza, un'iniziativa forte della Regione per rafforzare questi legami che si aveva perso. Secondo, e questo è il primo aspetto, il secondo aspetto è nella direzione esterna, perché mi rendo conto che è fondamentale che la nostra Regione sia presente in tante iniziative. Ecco allora che ho potuto toccare con me, conoscere la realtà dell'Argentina, del Brasile, del Canada, e mi credo che la responsabilità che abbiamo qua nel Rio Grande do Sul, qua in Serafina Correa, è grande perché in nessuna parte del mondo è così forte l'attaccamento al nostro patrimonio, è così forte il lavoro di valorizzazione che stai facendo qua. Quindi la cena preghiera, quella che vi faccio, di tenere duro, di continuare su questa strada, perché vi dico, c'è tutta la nostra gente che vi sta guardando in questo momento. Ecco, mi scuso se sono stato un po' massalungo. Vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione e per tutto quello che mi avete dato questa settimana. Grazie di nuovo a tutti. Italia no Brasil. Mazzolini, professor Clemente, assessore Leggiato, console generale Martini, signore e signori, cari amici. Io vengo dalla Cina e in Cina si dice che quando ci si incontra per la prima volta si fanno delle conoscenze. Per stabilire dei rapporti di amicizia bisogna incontrarsi una seconda volta. Ma io sento che anche senza questa seconda volta abbiamo stabilito tra voi e me, o perlomeno tra molti di voi e me, un sentimento di sincera amicizia. Mio cari, io sono molto lieto ed onorato di essere oggi qui per varie ragioni. Innanzitutto è il primo contatto che ho dalla mia assunzione. Io ho presentato le lettere credenziali al presidente Itamar Franco il 1° giugno di quest'anno. È la prima volta che ho l'onore di prendere contatto con una comunità italiana di questo stato do Rio Grande do Sul. E vorrei avvalermi di questa giornata che trascorrerò con voi per avere con tutti voi e con ciascuno di voi uno scambio di idee, di informazioni, di valutazioni su quelli che sono i problemi che vi stanno più a cuore, i problemi prioritari, in modo da poterli esaminare e cercare di trovare una soluzione che corrisponda alle vostre aspettative.
La seconda ragione è che questo incontro è all'insegna della stampa e della cultura e, come è stato detto in maniera molto brillante dagli oratori che mi hanno preceduto, sia la stampa che la cultura hanno un ruolo importante per stabilire rapporti di amicizia e di collaborazione tra i popoli. Io sostengo che è soltanto su effettivi vincoli culturali che si stabilisce e si costruisce l'edificio della solidarietà e dell'amicizia tra i popoli. Per quanto riguarda la stampa, essa esercita una influenza fondamentale sull'opinione pubblica e una frase che ripeto spesso è che un articolo di giornale o qualche minuto alla televisione, per il bene e per il male, non sempre per il bene purtroppo come sappiamo, ha una influenza infinitamente maggiore ad un rapporto di ambasciatori. Vorrei dirvi che noi siamo in Italia in questo momento attraversando una fase importante della nostra vita nazionale. Io direi che stiamo vivendo una svolta nella politica italiana dal dopoguerra a questa parte. Il governo è formato da forze nuove, diverse da quelle che hanno governato il paese fino a qualche mese fa. E queste nuove forze che costituiscono il governo sono intenzionate, lo dico questo sulla base dei contatti che ho avuto a Roma prima di assumere qui e sulla base delle dichiarazioni che sono apparse anche sulla stampa e che voi molto probabilmente avrete letto, che tutte queste forze politiche intendono dare una attenzione maggiore di quella che non è stata data finora ai rapporti con l'America, con i paesi dell'America Latina ed in particolare con il Brasile. Il Brasile dove la nostra comunità italiana è la più grande in assoluto nel mondo. Noi intendiamo, quando dico noi dico il governo italiano, intende prendere una serie di iniziative a favore di queste collettività, non nella visione assistenzialistica del passato, ma per metterle in condizioni di dare un contributo maggiore al processo di sviluppo economico e sociale dei paesi presso i quali sono accreditati. Questo incontro che si svolge qui ha per me un'importanza non solo in sé ma anche in quanto propedeutico, cioè in quanto preparatorio all'incontro, al convegno che si svolgerà nella città di San Paolo dal 18 al 20 novembre, che è dedicato alla informazione che è fondamentale, noi consideriamo, per rendere queste collettività sempre più partecipi alla vita nazionale, alla vita politica italiana, in vista della concessione del voto che, come è stato ribadito anche recentemente dal Ministro degli Esteri e dal Presidente del Consiglio, costituisce un impegno preciso del Governo perché si giunga presto ad una soluzione positiva. Io vorrei formulare in questa occasione gli auguri più sinceri per il successo di questo vostro incontro che seguirò attentamente nel corso della giornata e vorrei ora leggervi il messaggio che il sottosegretario agli esteri, l'onorevole Rocchetta, mi ha incaricato di portarvi e che io ora vi leggerò con sentimenti di profonda partecipazione. Ecco il messaggio dell'onorevole sottosegretario di Stato Rocchetta. Cari amici,
il messaggio che oggi vi invio vi proviene dal governo italiano. Questo governo si rivolge a voi per quello che siete e che siete diventati in questo grande paese che è il Brasile. Una comunità importante, forte economicamente e moralmente. Questo nuovo governo italiano intende iniziare da oggi, con comunità come la vostra, un dialogo che riconosce la vostra appartenenza di origine alla famiglia delle genti italiane, nel pieno rispetto della vostra identità, cultura e lingua veneta. È un governo che sa finalmente riconoscere che l'Italia è paese di molte culture e di molte lingue e che tutto ciò non indebolisce la Repubblica ma la arricchisce, rafforzandone la presenza nel mondo. È un grandissimo patrimonio di civiltà e di esperienze che è alla base della profonda riforma istituzionale e costituzionale in atto, che sta restituendo l'Italia alla sua vocazione federalista. La stessa armonia e pari dignità che il nuovo governo vuole portare tra le diverse parti d'Italia è alla base anche del rapporto che dovrà instaurarsi tra la Repubblica Italiana e comunità come la vostra, senza secondi fini né speculazioni politiche. La costruzione di questa nuova unità italiana, fondata sul reciproco rispetto, sulla pari responsabilità e sulla solidarietà fra tutte le sue componenti, renderà l'Italia più stabile, più ricca e più forte al suo interno, ma anche più rispettata, più presente e più efficiente sullo scenario internazionale. Ricordo con piacere le mie precedenti visite nel nuovo Veneto del Brasile e sono lieto che l'ambasciatore d'Italia sia presente a questa vostra straordinaria manifestazione. La settimana italiana riconosce al Veneto piena dignità di lingua moderna accanto ad ogni altra lingua. Vi abbraccio tutti, come a Los Angeles ho abbracciato il portiere del Brasile di origine veneta, Claudio Taffarelli, che raccontandomi la sua avventura umana mi ha fatto sentire, malgrado la delusione della sconfitta sportiva, come tra genti e paesi possa fiorire un sentimento meraviglioso di vicinanza e di fraternità. Grazie. Desde 1988 está decretado que na semana dos festejos, a semana quando se comemora aniversário, ela fala o italiano. E allora, adesso avanti, parliamo italiano. Eccolo. Dico una lettera qua, in grammaticale, mi somiglia tanto buono in grammaticale, ma finale. Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per gli italiani nel mondo, luglio del 94, caro Sindaco Municipale Sergio Massolini, desidero ringraziarlo sentitamente della lettera di felicitazione che mi ha voluto così gentilmente inviare per la nomina a Ministro e che mi è giunta particolarmente gradita. Desidero inoltre ringraziarlo vivamente del cortese invito a partecipare alla nona Festa Italia, che avrà luogo dal 22 al 31 di luglio a Serafina Correa. Impegni di governo connessi con la fase di impostazione di questo mio nuovo incarico non consentono purtroppo, come
Eppure avrei desiderato di assentarmi per il momento dall'Italia. Desidero tuttavia assicurarla che non mancherà l'occasione in futuro di una visita nella sua città. Con rinnovati ringraziamenti e sinceri auguri per il successo della manifestazione, le invio, caro prefetto municipale, il più cordiale saluto di Sergio Berlinguer, Ministro per gli italiani nel mondo, luglio del 94. Invitati, giornalisti, prensa, regina del municipio e tante altre persone e studenti che devono prestigiare questa festa. È proprio poco difficile cominciare a parlare oggi in questo nostro lavoro, di parlare solo veneto o solo grammaticale, mi parlo un po' delle due e così si capisce stesso. Ma vuoi dire che l'anno passato, da un anno fa, 31 di luglio, in nome della Segreteria di Turismo, Industria e Commercio di Serafina Correa, di questo posto, abbiamo fatto due proposizioni quell'anno che si fosse riconosciuta il titolo del Centro Nazionale della Cultura Italiana a Serafina Correa, per quello che si fa qui, in tutto il rescatto della cultura italiana. E in discussione con tutti che erano presenti, catástrofe che si aveva ragione a livello giusto. Non hanno bisogno di fare una ricerca di materiali, di bali folclorici di tante parti d'Italia. Devo fare perché a 2 o 3 mesi, in tracce importanti di adesso, che non ho ricevuto neanche una fitta, neanche un libro, neanche una fitta cassetta, neanche una fitta di video d'Italia, da nessuna parte, se no dei nostri compagni di Paraná e Santa Catarina. E per molto tempo non hanno in qua alla fine Correa, per 10 giorni, tra 15 persone, con le spese tutte per conto della nostra produzione e anche della prefettura, abbiamo fatto una ricerca tan grande della parte che involve tutto quello che si dice di Bali. Ma perché Bali folclorici italiani è la nostra proposta dell'anno passato? Perché Serafina Correa, una cultura delle mie sono isolata da una manifestazione di arte, che ha tante frenti di lavoro. Ma so che anche per far parte della cultura gaucha, noi anche abbiamo visto che se vuole trasmettere la passione che noi più di età abbiamo, perché si sviluppa ancora, perché si dimentica mai, bisogna mettere in testa dentro da te, o se no, può essere sicuri che si dimentica. Ieri sera abbiamo dato una prova di quello che abbiamo detto. Abbiamo iniziato un lavoro con tose e tose di 18, 20 anni, approssimatamente 7 persone dell'anno passato. E domani, primo festival italiano delle danze folcloriche, Serafina Correa vi mostrerà 108. 108, manco che un anno. Allora, abbiamo iniziato con il lavoro di discussione dei trash tipici, delle robe tipiche, delle musiche tipiche e fin di tutte le regioni d'Italia, i materiali che abbiamo cattare tra Paraná e Santa Catarina. Abbiamo fatto una rappresentazione dei Bali del Friuli, Venezia Giulia, del Veneto, della Liguria, Campania, Calabria e Sicilia. E è stato tanto difficile fare quelle fitte, le cassette, le fitte di video, fare quella quinta volta a coppia che si ascolta neanche cosa che si dice, che si vede già quello che si fa, una difficoltà tanta grande. Mi accorgo che in quella epoca ho fatto una lettera al consolato e anche all'ambasciata perché interferisse via il governo d'Italia alle regioni diverse
se potesse inviare tutti i cassetti folcloristici che rappresentano i pali di cada regione, e abbiamo mica ricevuto niente, forse dimora il processo burocratico o cose così. Ma non anche come si aveva determinato qualche lavoro, e come se voleva farlo dopo un anno e inaugurarlo, scrivere un libro nel quale il libro scritto, il progetto Transitalia, manuale di danza folclorica italiana, contiene musiche folcloriche di queste regioni che ho parlato, con la fitta cassette anche mandato a fare tutte le musiche con solo che per saperlo non fare un ringraziamento speciale a Inés Rizardo, che l'ha pagato su gay, più di $50 cada musica per fare la musica nuovamente, e anche per fare la partitura, anche $500 per fare la partitura speciale dei nostri cassette, perché se riceve niente. E la intendenza che mia legge può fare così, e la fondazione non riceve mia recursi. Ma voi mia non devo dire che lavori senza domandarsi a nessuno, solo che materiale, dopo che fermo che devo scegliere le ricette di catarpolische. Scusate se parlo un po' credore, perché ho stato 20 giorni di mattina, pomeriggio, la sera, fino a 3-4 ore di mattina, tra approssimatamente 15 persone, di discutere terminantemente grandi, un tempo che derivava fino a un punto di sapere neanche più cosa pensare. La discussione è stata grande, che fino alla proposta finale che abbiamo fatto a luglio dell'anno scorso. Abbiamo discusso e fatto il primo incontro. Ed è importante tocca leggerlo come se fosse l'altro dell'altro incontro, segnare tutto quello che è stato detto lì, perché è 200 pagine, ma delle volte che c'è quelle cose che se le vede con gli occhi e non si dà importanza. Allora di tutto quel che noi abbiamo deciso di fare, di quell'incontro fin adesso lo abbiamo fatto. Ma mi credo che quelle cose più comuni che noi abbiamo detto là, forse sia quelle che mostrano quello che dobbiamo fare. Prima Elvo Clemente ha detto che l'italiano è un cittadino del mondo, e lui è un esempio di questo cittadino, perché come italiano nato in Marostica, lei è un po' presidente del Consiglio di Cultura del Rio Grande do Sul, e forse una delle più grandi personalità di letteratura del Brasile e del Rio Grande do Sul. Allora vuol dire che l'italiano è uno che dove che va, lui si fa presente con la sua maniera di essere e la sua maniera di pensare. Per quelli che si sta nel primo incontro e anche per quelli che si sta, allora si torna importante vedere quello che abbiamo parlato. Possiamo dire che si parla tanto di cultura veneta, anche fin adesso si va a parlare di cultura veneta, perché effettivamente quel che fa stampa, quel che fa radio, quel che fa televisione, giornale, in mezzo a altri, di fatto lo fa in Veneto, perché è la lingua unica che noi la conosciamo. Allora se voleva accompagnare l'esercito come esempio, quella, tutti la gaita della borsa. Per occasione. E abbiamo deciso l'ultima volta di chiamarlo di italiano. Perché era così che i vecchi si capiva. Parli tocchetti, ma ne parlo italiano. Mi ricordo di una vecchietta a Farroupiglia che quando mi andava, ascolta nonna, ma sapete, ma se sta, mi capivo adesso? Sì, così sta. Ascolta nonna, mi capivo se le parlo in Veneto? E la amica dice, no caro, forse te ne parlo in italiano. E allora abbiamo deciso di chiamare di italiano il nostro parlare, la nostra lingua, che tanto orgoglio abbiamo di saperla e di portarla avanti. Qui che veniste l'anno passato,
da ricordarsi che mi avevo fatto un demonio accanto. E ho detto che qualche giorno se rissero governo anche altri e allora le cose cambieranno. Pian pianino le cominci a cambiare. Vuoi leggere due messaggi prima di parlare della mia piccolo lavoro. È un messaggio che lo ricevesto anche a Sergio Massolini. Lo ricevesto ieri. Caro sindaco, perché mi dice se non arriva a Serafina mi te lo passo quattro tirolesi là. Caro sindaco, in occasione della nona settimana di Festa Italia, che fa le altre robe dirette a mantenere la tradizione veneta in Brasile, utilizza ufficialmente la lingua della millenaria Serenissima Repubblica di Venezia in tutta la vostra municipalità. Vi mando il fraterno saluto di tutto il Veneto e della Liga Nordica Veneta, con l'augurio che la vostra cultura, che i vecchi migranti che apportate nelle vostre terre 100 anni fa, dure altri 100 anni. E chiamiamo insieme con lui anche il signor Roberto Nardi della rivista Noi di San Paolo, di questo atto rappresentando il signor Alberto Fusco, anche il signor Moacir Molon del giornale Correio Rio Grandense di Caxias del Sul, signora Cleudes Piazza Ribeiro della Università di Caxias del Sul, anche il signor Pedro Calvi della RBS TV di Caxias do Sul. Volevo informare che ormai abbiamo la ora benché avanti e l'ora dighi che se del massimo 10 minuti per cada espositore. Mi salutare a tutti i presenti, particolarmente le autorità. E cominciamo questa tavola tonda allora. La tematica è la imprensa in una maniera generica e particolarmente la imprensa televisiva. E noi avremo 10 minuti per palestrante, mese 10, perché il tempo è piccolo ormai. E dopo un tempo di debate, non potendo mai oltrepassare la una dopo mesi, perché il disnar sarà pronto per la una e non può mai passare del tempo, se no tocca brigare con quelli che lo cucina dopo e mangiarlo passare secco. Allora, cominciamo ricordando che noi abbiamo seri problemi con la TV. Non so chi che rappresenta la TV di qua. Il problema più grande non è che sarà il tuo, perché la TV in termini di lingua italiana e di cose più vincolate alla cultura italiana, mi pare che la fa poco o niente. Queremos também convidar o cônsul da Itália para o Rio Grande do Sul, senhor Gianni Martini. Queremos convidar a senhora Conceição Guarindelli, representante do Consiglio Generale dell'Italiano all'estero. E con queste persone volevamo cominciare questo atto solenne del marco della Via Genova. Del marco della Via Genova perché in questo posto, sopra questo fiume, cominceremo a fare
costruzione che vuole riportare un tocco d'Italia qua in Brasile. Volevamo in questo momento che il sindaco di Serafina Correa parlasse qualche roba volta. Senhor embaixador, senhor cônsul, è un piacere parlare di Serafina Correa in questo momento in cui temos a inauguração do prédio Marco della Via Genova. Mi falo brasiliano, onde iremos homenagear os primeiros habitantes, os primeiros imigrantes de Serafina Correa. Chama-se Marco da Via Genova porque nós aqui construiremos 6 prédios que representam a Itália. 6 prédios que, quando nós teremos o 35º aniversário do município, se Deus quiser, estarão prontos. E nesses prédios nós teremos a Torre de Pisa, o Coliseu, a Casa do Romeu, a Casa de Julieta, uma torrezinho veneziano e mais o Castelo de Marostica. Serão feitos 3 prédios nesse lado e 3 prédios no outro. E com isso formam um complexo juntamente com a nave do imigrante. Hoje, aqui nesse momento, nós iremos colocar mensagens para que sejam abertos somente no ano 2092, quando Serafina Correa completará 200 anos de imigração italiana. Esperamos, e essa é a nossa mensagem, ao menos a nossa, do Poder Executivo, é informar o que hoje está Serafina Correa, o que hoje está se fazendo pela cultura e para preservar esse belo que o italiano trouxe da Itália, e esperar que no ano 2092 o município esteja em paz, com muita prosperidade, com muita concórdia. Dito isso, eu devolvo a palavra para o coordenador dos trabalhos. Muito obrigado. Voglio adesso ascoltare la parola della signora Conceição Marinelli. Per me è un grandissimo piacere essere qui vicino a tutti voi. Mio marito infelizmente non è ancora arrivato in Italia, dove è andato a Roma. E il lavoro che dobbiamo fare insieme al consolato, insieme con l'ambasciata del Brasile è per voi. Tutto quello che dobbiamo fare è per voi. Complimenti a tutti gli organizzatori di questa bellissima festa. Grazie vivo anche per il dottor Paolo, il nostro sindaco, perché la Serafina è anche la mia città di cuore, il dottor Sergio, e a tutti voi che vogliono ritornare a prendere la cultura dei vostri alberi. Grazie infinite, grazie. Ascoltiamo adesso il console dell'Italia in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, signor Gianni Martini. Cari amici, vi parlo in italiano. Quando ho ricevuto la richiesta di preparare un messaggio che sarà aperto di qua ad un secolo, tutti noi non ci saremo più, purtroppo. Ma nel messaggio ho inteso non solo descrivere la situazione della nostra comunità in quest'anno, ma esprimere soprattutto un desiderio. Ed il desiderio è che, così come oggi la nostra comunità ha saputo preservare per 100 anni le sue tradizioni, la sua lingua, i suoi valori morali, tra 100 anni la situazione sia la stessa. Una comunità di origine italiana, perfettamente integrata in questo paese, ma che sappia mantenere quelle caratteristiche, quella scala di valori che l'hanno resa forte ed ammirata in tutto il Brasile. Ascoltiamo adesso l'ambasciatore d'Italia in Brasile, signor Oliviero Rossi.
Per me è un grande onore di essere oggi qui, di presenziare a questa significativa cerimonia in occasione della mia prima visita in questo stato do Rio Grande do Sul. Questa cerimonia è una testimonianza significativa dell'impegno, dei sacrifici, degli sforzi, di quanto la nostra gente ha saputo fare e realizzare in questo paese che li ha ospitati, dando un contributo fondamentale allo sviluppo economico, al suo sviluppo economico e sociale. L'iniziativa di mettere in queste urne dei messaggi che verranno aperti fra 100 anni è un'iniziativa molto importante perché stabilisce in maniera commovente il legame che c'è tra il passato, il presente e il futuro, sottolineando quella continuità di valori che voi oggi rappresentate in maniera degna. Volevo adesso scominciare, chiamare le persone e lui rimettere a questo baù il suo messaggio. Volevo dimandare al presidente della Fondazione Serafina di Cultura, Nelson Zanini Ostars. Anche il rappresentante del Potere Legislativo di Serafina Correa, il Presidente o il suo rappresentante, il vereador Oldoni. Per la collocazione della urna delle persone, i nostri migranti, i rappresentanti di quei, volevo fare un invito a Jefé de Bastian. Abbiamo anche un invito al prete Giovanni Simonetto a che mettere dentro al baù un messaggio della parrocchia Serafina Correa. Anche volevo fare invito a Ettore Veggiato, lui che è assessore dell'immigrazione e dei diritti civili della regione del Veneto, Italia. All'Andila Marocco Dondoni, rappresentante dei maestri, o se no, scusami. Volevo anche la presenza del Rovilio Costa, lui che fa la rappresentazione di tutti gli scrittori e pesquisatori della nostra cultura, la cultura italiana. Una rappresentazione dei Massolini e Fiori, che veniamo proprio caro, che è Franchetto. Grazie a Massolini e Fiori per fare la rappresentazione di tutte le società italiane del Brasile. Volevo fare un invito a Geraldo Piccini per mettere dentro a questo baù il messaggio del secondo incontro e del primo incontro della stampa italiana in Brasile. La signora Conceição Barindelli che porta dentro il messaggio di Luigi Barindelli che è del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, al sindaco Sergio Massolini, prefeito municipal, a sua mensagem do Poder Executivo. Gianni Martini, nostro cônsul
celebrano-se e all'imbacciatore Rossi. Saremo adesso la urna. Al sindaco. Aqui é a homenagem do povo serafinense aos primeiros imigrantes que, ingressando em meio a uma terra adversa e desconhecida, plantaram a esperança, regaram com trabalho e colheram a glória, deixando a seus filhos a honra de ser serafinense. A vós, o reconhecimento de nossa gente, Serafina Correia, 30 de julho de 1994. Vieri, Fornari, Pan, De Costa, Giacomini, Badin, Modesti, Santin, Dalmas, Gasparin, Piacentini, Rec, Bressan, Arcini, Coretti, Merlo, Fiavone, Battistella, Fratuncello, Facci, Martinelli, Favaro, Riboni, Bergamini, Somacal, Colombo, Bertoli, Vicenzi, Ciocchetti, Dalmagro, Corbari, Chiuso, Chiso, scusami, Bitiolo, Sensi, Dalla Riva, Garbini, Vedana, Zanetti, Feltrin, Zini, Zadinello, Silvestrin, Massolini, Pessin, Magon, Tiveron, Socol, Corso, Bordignon, Orso, Baldissera, Zanini, De Bastiani. Então, adesso invito al vice-sindaco José Castro a descerrar quell'altra placa. Allora invito anche a Pedro Calvi, se fa presente. Aqui é a homenagem do povo serafinense aos primeiros imigrantes que, ingressando em meio a uma terra adversa e desconhecida, plantaram a esperança, regaram com trabalho e colheram a glória, deixando a seus filhos a honra de ser serafinense. A vós o reconhecimento de nossa gente. Serafina Correia, 30 de julho de 1994. Montanari, Escritori, Vidimar, Grando, Milhavaca, Piccoli, Zancanaro, Alban, Canton, Chiarello, Teitus, Dondoni, Faé, Bettinardi, Macari, Mesomo, Menegatti, Mior, Perusso, Zampronha, Piva, Zanata, Presotto, Seganfredo, Sgorla, Sordi, Zarpelon, Vivian, Stefenon, Ziliotto, Rota, Vitali, Candate, Ngobi, Golo, De Cesaro, Pandolfo, Bortolini, Baggio, Tosi, Casagrande, Sasso, Zanella, Isoton, Bolis, Rotava, Sgnaulim, Ferronato, Nardi, Nodari, Crivelli, Marubin, Giombelli, Favaro, Gagiola, Bresciani, Rampanelli. Volemos fare invito a una persona, a un ex-sindaco, Guerino Massolini, Via Gênova. Este é o marco inaugural do projeto Via Gênova, voltados para a arte, cultura e a história de nossa gente.
recordamos o ponto de partida de nossos ancestrais, edificando sobre o canal obras que lembrarão prédios históricos, culturais e turísticos da Itália. Serafina Correa, 30 de julho de 1994. Vogliamo fare invito adesso al fiol di Rampanelli, alla tosa di Rampanelli, perché venga qua insieme a quell'altra piccola a serrare questa placca. Mensagem. Esta urna contém mensagens que serão divulgadas nos 200 anos da imigração italiana em Serafina Correa, em 30 de julho de 2092, na certeza de um futuro de paz. Serafina Correa, 30 de julho de 1994, assina Sergio Massolini, prefeito municipal. Questa urna contiene mensaggi che saranno notiziati il 30 di luglio dell'anno 2092 in commemorazione dei 200 anni dell'immigrazione italiana in Serafina Correa, nella certeza di un futuro di pace. Dentro di questa urna abbiamo messo i messaggi che si divulgati il 30 di luglio del 1992 per occasione del secondo centenario dell'immigrazione italiana a Serafina Correa. Siamo sicuri di un futuro di pace. Questa è stata una messaggio in portoghese, in grammaticale, in veneto. Con questo atto vogliamo che il sindaco insieme ai nostri invitati porta la urna al suo posto. É o Nestor. Segura, Pedro, está caminhando o carro. Só já pegou uma marcha? Isso.